Intanto allora buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Volevo soltanto dire, sono il presidente dell'Istituto Veneto, desolato da non poter essere lì per l'ultima di queste lezioni straordinarie che sono un'invenzione di Maria Grazia Ciani e di Francesca Ghedini che realmente hanno costituito insomma, una produzione culturale assolutamente straordinaria che ha prodotto libri, ogni forma di ricerca, di divulgazione, eccetera. Quindi non possiamo che ringraziarvi per questo e ringrazio le persone che sono presenti in aula, ma certamente anche il riscontro che abbiamo di quelli che le vedono poi in remoto, forse non so, ci dovremmo chiedere se l'orario o il giorno di mezzo alla settimana, perché meriterebbe una platea sterminata un'attività culturale di questo valore. E questa idea in particolare di mettere insieme appunto il mito e l'iconografia che a questo si accompagna è straordinaria, l'abbiamo visto anche appunto dai libri che avete pubblicato su questa materia. Quindi con questo non posso che ringraziarti, Francesca, ringraziare Maria Grazia che con te ha condiviso l'idea e vi auguro una buona conferenza. Io la vedo qui da lontano. No, sono io che ti ringrazio di aver voluto essere qua fra noi e speriamo di mantenerci all'altezza di quello che hai detto, perché ogni volta è un happening, non si sa mai come va a finire, si sa come si comincia e non si sa come va a finire. Comunque ringrazio anch'io tutti i presenti e aspetta che silenzio il cellulare che non voglio che suoni. Eccolo qua, esattamente. E niente, devo dire che questa conferenza mi è costata un sacco di fatica. Mi è costata un sacco di fatica perché nonostante abbia lavorato su Circe per tanto tempo, ho pubblicato anche articoli scientifici, eccetera, mi sembrava opportuno appunto dialogarne con voi. Ma siccome queste conferenze sono legate a due grandi ambiti tematici che sono le immagini e la tradizione scritta, quindi testi e immagini, e il fatto diciamo, di avere poche immagini e devo dire non così significative, a parte due su cui ci soffermeremo a lungo, mi ha creato qualche difficoltà e quindi spero di essere all'altezza di quello che ha detto il nostro Presidente. Perché allora posso cominciare? Sì. Come si fa? Sì, perfetto. Perché io vedo. Allora, la prima cosa che volevo dire è che Circe è ancora fra noi. Circe è ancora fra noi, lo sappiamo, è addirittura diventata una parola, un termine. Sei una Circe, i meno giovani si ricorderanno la Circe della Versilia, ma poi vi farò vedere una cosa divertente ancora più attuale della Circe della Versilia. E ha ispirato pittori, scultori e cineasti fin dai primi del Novecento. Mi è piaciuta molto questa immagine della maga Circe in un film muto e poi forse qualcuno ricorderà la bellissima Silvana Mangano nel film con Kirk Douglas dove lei faceva non solo Circe ma anche Penelope, cosa che ho trovato molto particolare perché effettivamente sono due personalità totalmente diverse, la sposa fedele e la seduttrice impenitente. Poi su questo tema della seduttrice impenitente ritorneremo. Ma quello di cui volevo parlarvi, a proposito di Circe ancora fra noi, è una sentenza della Cassazione del 2022. Allora, quando ho scritto questo librino e l'ho mandato in omaggio al professor Coppi, che forse molti di voi sapranno chi è uno dei più grandi penalisti d'Italia, è quello che ha difeso Andreotti e alcuni dei processi più importanti, dicendogli, professore, glielo mando perché l'avevo conosciuto, mi fa piacere che lei lo abbia, certamente non le interesserà. E lui mi manda di rimando la sentenza della Corte di Cassazione dove lui aveva vinto, era riuscito a far scagionare il suo cliente da un'accusa di diffamazione perché un sindaco di un paese che non direi, anche se non me lo ricordo, ma non lo direi comunque, aveva dato una sua funzionaria della Circe e questa lo aveva denunciato e aveva vinto in primo e in secondo grado perché si sosteneva che Circe è diciamo, una definizione
critica di una persona, parla di una donna che approfitta delle sue arti magiche per assoggettare l'uomo. E lui, con una dottrina straordinaria, ha pescato, anche questo forse qualcuno di voi lo conoscerà, il volumetto Circe della serie Variazioni sul mito, curata da Maria Grazia Ciani, dove ci sono alla fine diciamo, alcuni testi recenti su questa maga, che sono di Julia Augusta Webster e di Margaret Atwood, che propongono una revisione di questo personaggio, recuperando, perché ci sono anche nelle fonti classiche, recuperando gli aspetti meno negativi di lei, e attraverso questa dottissima, diciamo, presentazione è riuscito a far assolvere il suo cliente. Quindi Circe è ancora fra noi. Circe è ancora fra noi, però lui è stato molto bravo. Devo dire che nell'immaginario comune lei è una seduttrice, è una donna da cui guardarsi. Durante lo studio che ho condotto su di lei, tutta la mia ricerca si è articolata intorno a queste due domande. Due domande a cui ho cercato di dare risposta appunto attraverso le fonti e le immagini. La prima domanda è: perché la figlia di Circe, ecco, non l'ho detto, l'ho dato per scontato, Circe è la figlia del Sole e dell'Oceanina Perseide, nasce appunto nel Palazzo del Sole, poi però a un certo punto, per un motivo che le fonti non dicono, viene cacciata dal Palazzo del Sole e isolata in un'isola, appunto, mandata in un'isola che si chiama Aiaie. È un'isola che non ha neanche una precisa localizzazione nella carta geografica, perché Omero sostiene che è dove è la casa d'Aurora che sorge al mattino e i luoghi delle danze, mentre per noi italiani Circe, l'isola di Aiaie, è dove è oggi il Capo Circeo. E quindi, e Virgilio infatti lì la pone, quindi viene esiliata da palazzo e mandata lì. E la domanda è: perché ha una, diciamo, una vita così diversa da quella che avrebbe potuto aspettarsi? Pensate che sua sorella, che si chiamava Pasifae, sposa Minosse e diventa regina di Creta, quindi veramente. E l'altra domanda è in realtà che questo, diciamo, questa nomea di seduttrice incallita è una nomea che forse non merita, perché in realtà Circe non fu una donna amata, assoggettò gli uomini e li trasformò in animali, eccetera, ma quando lei si innamora viene sempre abbandonata. E queste sono le due domande attraverso cui cercheremo di andare. Allora, quando inizia a comparire nella tradizione occidentale Circe? La prima apparizione di Circe è un'apparizione evocata, non fisica. Noi sentiamo di Circe la voce, la bella voce che canta al telaio, e sappiamo da Omero che Circe aveva dei bei capelli, quindi due aspetti, voce e capelli, entrambi aspetti seduttivi. Ora, molti di voi ricorderanno, Odisseo sbarca all'isola di Aiaie dopo aver subito gli attacchi del Ciclope, dopo aver visto i suoi compagni morire ad opera dei Lestrigoni, e arriva a quest'isola, un'isoletta piccola, e vede in mezzo al bosco levarsi un fil di fumo. Manda in avanscoperta un gruppo dei suoi uomini, i quali arrivano in una radura dove c'è una casa bellissima, e su questa radura pascolano orsi, leoni, cinghiali. I greci si spaventano, ma questi animali sono addomesticati, si avvicinano a loro in maniera molto, diciamo, mite, e frattanto da questa casa, pensate che questi viaggiavano per mare da anni oramai cercando di raggiungere la loro patria, e vedere una casa e sentire che da questa casa escono questi suoni familiari, cioè il rumore del telaio e il canto di questa donna,
sono felici e cercano appunto di entrare. E mentre si avvicinano alla casa, sulla soglia appare questa donna bellissima, con lunghi capelli neri, un diadema sottile di pietre preziose, che li invita a entrare. E allora non per vero, ovviamente l'accoglienza è molto lussuosa, le ninfe li accolgono e preparano loro cibo, diciamo, i divani e quant'altro, e ovviamente loro pregustano già probabilmente più carnali piaceri, ma nel momento in cui cominciano ad assaggiare i cibi, la maga depone, diciamo, il telaio, la spola, prende in mano una piccola bacchetta e li trasforma in porci, come tutti voi sapete. E da questo momento in poi inizia la loro odissea. Una cosa importante di questa trasformazione, perché noi abbiamo come modello per le grandi metamorfosi, soprattutto Ovidio, che ovviamente scrive 7-8 secoli dopo, ma la cosa interessante di questa trasformazione è che i compagni di Ulisse mantengono la coscienza della loro primitiva situazione, cioè capiscono di essere stati uomini, di essere stati trasformati in animali. Questo non è comune nelle metamorfosi del mondo antico. Le metamorfosi del mondo antico comportano in genere l'oblio della precedente situazione. Quindi è una situazione veramente molto drammatica per loro. Adesso cominciamo a vedere che cosa ci dicono le immagini rispetto a questo racconto. Le immagini che sono principalmente della ceramica attica si fissano su due momenti del mito. Il primo momento è quello che adesso vi stavo raccontando, che è quello in cui Circe compare nel suo ruolo di maga, sempre con gli medesimi attributi, che sono la coppa, dove effettivamente lei aveva sciolto i suoi veleni, e una piccola bacchetta che tiene in mano, che sta per appunto, con cui toccherà i malcapitati che si trasformeranno in animali. E abbiamo ancora, siamo nella seconda metà del VI secolo a.C. e vedete che l'iconografia si ripete. Vedete anche un'altra cosa abbastanza interessante, perché tutti noi, amanti di letture classiche e imbevuti di testi omerici, pensiamo che Circe trasformasse i malcapitati che capitavano nella sua isola in maiali. Invece in realtà l'iconografia mostra che lei li trasformava in qualsiasi altro animale, e infatti Omero stesso, quando vede i greci arrivare nella casa, incontra leoni e orsi e animali di vario genere. Quindi questa è la prima parte. A questo punto cosa succede nell'Odissea? Euriloco, l'unico che astutamente non era entrato perché non si fidava, d'altronde dopo tutto quello che avevano passato sono stati veramente abbastanza incoscienti a fidarsi di una nuova avventura, Euriloco torna da Ulisse e lo avverte che i suoi compagni erano scomparsi, non sa che gli sono stati trasformati. Allora Odisseo ovviamente parte e si dirige verso questa casa, e durante il tragitto, e anche questo è un punto secondo me su cui non si riflette mai abbastanza, perché Ulisse passa nella letteratura occidentale come il personaggio dotato di metis, di astuzia, il Polimetis Ulisse, che riesce a sventare, grazie alla sua intelligenza, qualsiasi diciamo, malanno che gli venga presentato. In realtà, in questo caso specifico, Odisseo non ha nessun merito, perché durante la strada chi incontra? Incontra Hermes, che gli dice quello che è successo e gli dà l'antidoto alle pozioni magiche di Circe. Per cui arriva, quando lui arriva, lei lo accoglie come gli altri compagni, gli offre cibo e bevande, lui prende il cibo e bevande ma aveva già preso l'antidoto, e quando lei lo tocca con la bacchetta, lui non si trasforma.
Lui non si trasforma, anzi, Omero dice, si balza in piedi dal sedile che lei gli aveva offerto, sguaina la spada e sta per trafiggerla. Allora, anche questa è una scena, e questa ho avuto bisogno di Maria Grazia Ciani per interpretarla correttamente. Questa è una scena incredibile perché lei e Hermes lo aveva avvertito che lei gli si sarebbe proposta fisicamente, dicendogli nel fodero la spada riponi e noi ora sul letto mio saliremo. E Hermes le aveva detto, tu non puoi rifiutare l'amore di una dea perché non accetterebbe di essere rifiutata, però devi porre delle condizioni. E Odisseo pone le condizioni che lei deve liberare i suoi compagni perché altrimenti lui l'avrebbe uccisa, aveva la spada in mano. E infatti è molto bello questo vaso dove voi vedete c'è uno dei compagni trasformati, Odisseo con la spada sguainata e lei, e guardate un particolare molto interessante, è il particolare della veste. La veste è una veste orientaleggiante perché è una tunica, cioè una tunica manicata su cui ha questa specie di tunica corta ricamata che evoca l'Oriente, perché Circe, essendo figlia del sole, chiaramente appartiene a quel mondo orientale di cui i greci avevano una paura terribile. Un'altra immagine che racconta tutto l'episodio è questo rilievo molto bello che fa parte di una serie, si chiamano Tabule Iliache. Nel primo secolo, fra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo d.C., a Roma è invalsa la moda di avere nelle case o nelle scuole questi rilievi in cui erano sintetizzati i poemi omerici, non solo l'Ilia dell'Odissea, ma anche tutti quei poemi che erano stati noti col nome di poemi del ciclo, che erano stati scritti per raccontare quello che era avvenuto prima e quello della guerra di Troia e quello che era avvenuto dopo durante i ritorni. In questa tavola iliaca, secondo me, sembra un fumetto. Voi vedete qua c'è la nave che è attraccata al porto, qui c'è Hermes che parla a Odisseo e gli dice guarda di stare attento, qui c'è Odisseo che aggredisce Circe, che è in ginocchio. Ecco, voi non la troverete mai in ginocchio nel mondo greco, perché nel mondo greco Circe mantiene una dignità che il mondo romano invece le toglie. È criticata, criticatissima anche nel mondo greco, però è una maga, è una dea, è la figlia del sole. Dopodiché l'ultima scena mostra il momento in cui lei con la bacchetta restituisce diciamo, ai compagni l'aspetto umano. Ma fino adesso vi ho raccontato una storiella senza cercare di darvi una interpretazione sul motivo per cui appunto Circe è stata così emarginata dalla società. E credo di aver trovato, ho proposto in varie pubblicazioni, ancora nessuno mi ha dato platealmente torto, per cui mi sento di proporla anche a voi, credo di aver trovato l'interpretazione di questo motivo in due oggetti molto singolari che ci restituiscono un'immagine inedita di Circe. Qui inedita non tanto per il fatto che ci sono gli animali trasformati, non tanto per Ulisse che sta estraendo dal fodero la sua spada, quanto per il fatto che Circe è nuda, completamente nuda, con evidenziazione anche del sesso. Allora, uno, diciamo che non è del mestiere, dice ma perché ti sei meravigliata tanto del fatto di vedere Circe nude? Siamo abituati a vedere Afroditi in tutti i nostri musei, nude, accovacciate, stanti, con un mantelletto, eccetera, anche in posizioni, diciamo, provocanti. Perché ti meravigli di questa Circe nuda? No, mi meraviglio. E mi meraviglio anche molto perché siamo nel VI secolo avanti Cristo. Ora, voi dovete sapere che nel VI secolo avanti Cristo la raffigurazione della donna non prevedeva la donna nuda. Erano nudi gli atleti,
mentre le donne erano sempre vestite, vedete le corai, con questi chitoni ricamati, decorati, bellissimi. E quindi la nudità di Circe mi ha fatto pensare. Ora, parliamo della nudità della donna nel mondo greco e cerchiamo di capire perché questa nudità spaventava tanto i greci. Allora, voi sapete che per arrivare a una completa nudità, siamo- con queste due immagini siamo nel VI secolo a.C., seconda metà del VI secolo a.C., bisogna arrivare a Prassitele, cioè 2 secoli dopo, perché il primo che sdogana la nudità femminile è Prassitele. La storia la sapete. Allora, Prassitele era uno dei più grandi scultori del IV secolo a.C., che aveva questa bellissima modella che si chiamava Frine, che a lui piaceva ritrarre anche nuda. A un certo punto vengono a ordinargli una statua di Afrodite gli abitanti di Cnido e gli abitanti di Coo. Lui fa due Afroditi, un'Afrodite tradizionale vestita e poi fa questa, che conoscete tutti, questa è l'Afrodite di Cnido, è la più celebre Afrodite dell'antichità. Quando gli abitanti di Co arrivano per primi a scegliere, vedono l'Afrodite nuda, si spaventano e scelgono quell'altra. Quelli di Cnido si devono prendere l'Afrodite nuda e fanno la loro fortuna, perché l'Afrodite di Cnido diventa, diciamo, l'attrazione del santuario di Cnido, tanto che attorno a questa statua bellissima, vagamente provocante, perché tutto sommato con questa mano si copre o si scopre, indica il sesso o diciamo, crea una sua immagine di reticenza, potremmo dire, e attorno a questa immagine costruiscono un tempietto rotondo, badate bene che non è una forma comunissima nel mondo greco, perché bisognava avere la possibilità di girare intorno alla statua e vederla in tutta la sua bellezza. Qui c'è un aneddoto poi che Plinio riporta, e non solo Plinio, per cui nei confronti di questa Afrodite nuda si era sparsa una fama tale che arrivavano da tutto il mondo e di fronte alla statua venivano presi dalla sindrome di Stendhal, cioè venivano affascinati, tanto che un giovane è riuscito a farsi chiudere, cioè si è nascosto nel tempio dopo la chiusura, è rimasto dentro al tempio dopo la chiusura e ha amoreggiato tutta la notte con la statua della dea, tanto che, riporta Plinio, la mattina il marmo portava ancora i segni della sua libidine. Quindi l'Afrodite nuda che vi ho fatto vedere del VI secolo a.C., secondo me intende comunicare qualche cosa, intende comunicare che l'emarginazione di questa dea, perché era una dea, nasceva non solo dal fatto che lei era dotata di metis, capace di fare incantesimi, eccetera, ma la sua sessualità era pericolosa. E a questo punto consentitemi una digressione, perché ho cercato di capire quale era l'atteggiamento dei greci nei confronti della sessualità femminile. E i risultati che mi sembra di poter trarre è che i greci avevano paura delle donne, le invidiavano e le odiavano per questi aspetti proprio della sessualità. Avevano paura. No, cominciamo con l'invidia. Cominciamo con l'invidia e anche qui ci sono due racconti abbastanza carini che molti di voi forse conoscono, che mostrano, invidiavano che cosa delle donne, oltre che la loro bellezza e quindi questa bellezza che le donne potevano usare per soggiogare l'uomo, invidiavano la capacità riproduttiva. E la dimostrazione che le invidiavano sono due episodi che riguardano non un dio qualunque, ma Zeus, il più grande degli dei greci, il padre di tutti gli dei e degli uomini, che per ben 2 volte partorisce. Partorisce Atena
e partorisce Dioniso. E come? Non avendo l'utero, chiaramente non gli veniva molto facile. Allora, la storia di Atena è la prima donna che Zeus ama è Metis, e il nome è un nome parlante, cioè Metis è l'intelligenza. Metis resta incinta, ma Zeus, come quasi tutti i grandi dei dell'antichità, hanno paura dei loro figli, perché spesso i figli detronizzano i padri. E allora cosa fa? Si mangia Metis tutta intera. Quando poi però, quindi compresa il seme, il suo seme che era deposto nel grembo di Metis. Quando arriva a maturazione il seme, a lui gli viene un terribile mal di testa perché la creatura voleva uscire, e Festo gli dà un colpo in testa ed esce Atena, la quale si vanta di essere senza madre. Dice, io sono nata da mio padre, perché già l'altra volta mi pare di essermi soffermata su questo aspetto. I greci sostenevano che i figli erano prodotto del seme del padre, che la madre ci metteva quasi niente, e Atena rivendica questo aspetto. La seconda nascita è quella di Dioniso. Zeus aveva avuto una relazione con una fanciulla tebana di nome Semele, e si era innamorato di lei, il che aveva reso la moglie legittima, che era moglie e sorella legittima di Zeus, che era Era, l'aveva resa molto gelosa. E allora escogita un trucco molto cattivo, molto crudele, assume le sembianze della nutrice di Semele e le dice: ma tu fai l'amore con quest'uomo che ti dice di essere Zeus, ma sei sicuro che sia Zeus? Magari è un contadino che fa finta di essere il grande Dio, eccetera. Tu devi chiedergli una cosa, tu devi chiedergli di venire a fare l'amore con te nello splendore della sua bellezza, esattamente com'è quando fa l'amore con sua moglie Era. E lei glielo chiede, e lui le aveva promesso che le avrebbe dato tutto quello che voleva, come spesso succede nei momenti di emozione, e quando lei gli chiede questo si terrorizza perché capisce che nessun mortale può vedere un Dio nello splendore della pienezza della sua divinità. E infatti la povera Semele resta incenerita. Semele era incinta di Dioniso. Allora Zeus, per salvare il neonato, cosa fa? Lo estrae dal ventre di Semele e se lo cuce dentro una coscia. Dopo, alla fine della gestazione, il bambino esce, eccetera. Cosa succede poi di Dionisi è tutta un'altra storia, ma la cosa importante è la volontà di poter partorire, perché c'è anche un passo, mi pare, dell'Ippolito, che una tragedia di Euripide, misogina quant'altre mai, in cui dice che la donna è il peggiore dei mali, eccetera. Dice, potessimo noi non aver bisogno delle donne per avere dei figli. Quindi questo aspetto, secondo me, fa parte del rapporto del greco con la sessualità. Seconda cosa, l'invidia del piacere sessuale. E anche questo c'è un episodio, un mito molto carino, che è quello di Tiresia. Tiresia sarà poi un grande indovino, ma in questo momento è semplicemente un uomo che passeggia per un bosco, vede due serpenti che si accoppiano, con un bastone li batte e per punizione di aver interrotto il coito, uno degli dei lo privano, lo fanno diventare donna. E anche questo è abbastanza interessante. La punizione peggiore per uno che compie un'azione sgradevole è quella di diventare donna, quindi la valutazione dei greci del mondo femminile non è così positiva. Dopo 7 anni, come donna, trova altri due serpenti, li batte di nuovo e lo fanno tornare uomo. A questo punto Zeus e Era stanno litigando. E stanno litigando su che cosa? Stanno litigando perché vogliono capire chi dei due gode di più nel rapporto sessuale. E allora, chi poteva dare una risposta se non Tiresia, che era stato uomo ed era stato donna? E Tiresia risponde così: la donna gode 9 volte, fatta 10 il godimento totale di una coppia, 9 vanno alla donna, 1 va all'uomo. Era si arrabbia, lo rende cieco e Zeus invece per premiarlo gli dà il dono della profezia.
Dopo c'è un altro episodio brevissimo, ma questo non posso non raccontarvelo, questo di Semonide. Chi è Semonide? Semonide è un poeta lirico del VII secolo a.C. che scrive un delizioso giambo sulle donne, in cui vi leggo soltanto i primi versi e poi mi soffermo sul discorso della ninfomania. L'indole della donna, Dio la fece diversa. Una deriva dalla scrofa setolosa, la sua casa è una lordura, un caos, la roba rotola per terra, lei non si lava, veste panni sozzi e stravaccata nel legame ingrassa. Poi c'è la volpe, c'è la cagna, c'è tutta una serie di animali, ma quella che a me interessava nell'ottica appunto di capire il rapporto con la sessualità, due animali su cui lui si sofferma, l'asina e la gatta, perché tutte e due sono delle ninfomani scatenate. Allora vi leggo il passo. Una viene dall'asina, paziente alle botte, costretta e strapazzata, al lavoro lo tollera, quindi uno se la può anche sposare. Se no mangia, rincantucciata accanto al fuoco. Avanti notte, avanti giorno mangia, così come si prende per amante chiunque venga per fare l'amore. Genia funesta quella della gatta, non ha nulla di bello o di piacevole, non ha nessuna grazia, nessun fascino. Su questo verso Eva Cantarella, che è una gattara scatenata, ogni volta si arrabbia tantissimo e c'ha ragione, perché dire che un gatto non ha grazia e fascino, secondo me. Ninfomane furiosa, sta con uno, quindi diciamo siamo nel VII secolo a.C., questa è la valutazione che un grande poeta dà sulle donne, ma potrei continuare, ma non abbiamo abbastanza tempo. L'ultimo esempio dell'atteggiamento che hanno i greci nei confronti delle donne viene da un altro mito, che è quello di Eracle e Onfale. Onfale chi è? Onfale è la regina di Lidia che assoggetta Ercole e lo costringe a vestire panni femminili, a tenere in mano il filo, e lei invece ha la leontà in testa e la clava in mano. Questo è un tondo pompeiano che la Monica conosce molto bene, dove appunto lei è addobbata come Onfale e lui invece è chiaramente succube di lei. Quindi io, diciamo, su Pandora magari torniamo dopo perché se no la faccio troppo lunga, io penso che l'emarginazione di Circe sia collegata proprio con l'atteggiamento che i greci hanno nei confronti della donna, e non solo della donna in quanto capace di elaborare filtri magici, ma della donna in quanto con la sua sessualità è in grado di assoggettare il maschio. Quindi questo è un primo tentativo di risposta alla prima domanda che mi sono fatta. Poi però, prima di passare alla seconda domanda, volevo un attimo soffermarmi su un altro aspetto che è tipico della mitologia greca, degli eroi e delle eroine greche, ma che però con Circe emerge con particolare evidenza. La differenza di percezione che hanno i greci nei confronti di Circe rispetto a quella che hanno i romani. Allora, vi ho già fatto vedere nella tabula iliaca una Circe in ginocchio che diciamo, non rientra nella mentalità dei greci, mentre invece rientra in quella dei romani. Perché i romani, mentre i greci si fissano sui due momenti della trasformazione degli animali e dell'arrivo di Odisseo, i romani si fermano quasi esclusivamente sulla scena dell'arrivo di Odisseo e sulla paura di Circe, sul fatto che Circe si mette in ginocchio di fronte a lui, e noi la vediamo qui che implora con le mani protese e qui che è veramente in un contorniato del IV secolo d.C. che è in ginocchio di fronte a lui. Quindi mettendo in luce la Metis di Odisseo, che abbiamo già detto che Metis non è, perché in questo caso è proprio semplicemente aver avuto la fortuna di avere a disposizione l'antidoto per la cosa. Allora, di Circe parla molto Ovidio e ci racconta tutta una serie di episodi che ce la mostrano in una
situazione di debolezza, di estrema debolezza. Quindi vedete, mentre la Circe omerica è una Circe crudele perché trasforma gli uomini in animali, ma dignitosa e fiera. Ecco, non ho chiuso il racconto della Circe omerica perché dopo che Odisseo e i compagni erano rimasti per più di un anno ospiti a casa sua, arriva il messaggero degli dei, gli dice guarda devi lasciarlo partire. E lei, torno un attimo qui, e lei lo lascia partire, ma con una grandissima dignità, nel senso che non solo gli concede di andarsene, ma lo aiuta, gli spiega cosa deve fare, gli dà delle indicazioni perché il suo ritorno sia positivo. E tutto questo con una dignità e con una fierezza che i romani le tolgono completamente. Va detto che la Circe omerica, e dopo anche in questo senso anche la Circe romana, la Circe omerica nel momento in cui lascia andare Odisseo è consapevole di una cosa, che nel suo grembo il seme dell'eroe stava crescendo e lei avrebbe avuto da lui un figlio che si chiama Telegono. Ma torniamo invece a Ovidio. Questa dignitosa Circe che lo accompagna fino alla spiaggia prima che lui parta e poi se ne torna nella sua casa della radura, ha pochissimo a che fare con la Circe che ci descrive Ovidio, la quale fa di lei una donna querula, debole, fragile, supplichevole. Ho scritto in rosso alcune frasi che mi avevano colpito. Nel momento in cui lui sta per partire, lei gli dice: non chiedo più quello in cui in un primo momento mi piaceva sperare, che tu volessi essere mio sposo, perché lei effettivamente voleva sposarlo, anche Calipso, per la verità, anche Nausicaa lo volevano sposare tutti quanti. Io non lo so come doveva essere, però insomma, da quello che avrà avuto che lui non aveva certo 20 anni quando frequentava queste signore, però questo è il mito dell'eroe. E poi gli dice: ti prego di non aver fretta di partire, domando solo un po' di tempo. Questa frase è terribile perché la frase è proprio di una debolezza estrema. Stai qua ancora qualche ora, voglio solo stare con te qualche ora. Non ha niente a che vedere con la Circe di Omero. È una maga sconfitta che pronuncia queste parole che sanciscono il suo fallimento e lui se ne va tranquillamente perché Odisseo non ha grandi sfumature di sensibilità. Ma ci sono due episodi su cui vorrei soffermarmi, che mi sembra che siano abbastanza indicativi di questa nuova versione di una Circe, dove è vero che l'amore ha ancora un ruolo, ma non è più il sesso, è l'amore ed è l'amore di lei per chi non la vuole. E questo secondo me è un mutamento sostanziale. E gli episodi sono questi due. Il primo è l'amore nei confronti di Glauco. Glauco era un pescatore che era stato trasformato in un dio marino e si era innamorato, indovinate di chi, la vedete qua nella sua terribile trasformazione, si era innamorato di questa ninfa, di Scilla, e la corteggiava con grande attenzione, con piccoli regali, promettendole diciamo, una vita felice assieme, ma lei non ne voleva sapere. Allora Glauco cosa fa? Glauco va da Circe e le chiede una pozione magica. Anche questa delle pozioni magiche di Circe, sempre Ovidio dice se le pozioni magiche avessero effetto gli amori infelici non ci sarebbero più, invece in realtà non servono a niente, quindi c'è anche questo atteggiamento di scarsa, diciamo, fiducia nei confronti di questo mezzo. Va da Circe, Circe invece quando lo vede si innamora di lei e cerca inutilmente di sedurlo e gli dice inutile chiedere amore a chi non ci ama, disprezza colei che ti disprezza, ricambia colei che ti cerca dicendole fermati qua. Ma lui le risponde in maniera netta e brutale: nasceranno alberi in mare e alghe sulle cime dei monti prima che muti il mio amore per Scilla finché ancora vive. E questa è una cosa che lei, diciamo, Circe non può perdonare. E qui torna fuori la maga.
Ma la maga con chi se la prende? Non se la prende con Glauco, se la prende con Scilla che non c'entrava niente e prepara questa pozione magica. Poi è bellissima la descrizione di Ovidio perché la vedi partire dall'isola di Aiaie, indossa questo manto ceruleo che la rende invisibile, passeggia sopra le onde del mare in tempesta e giunge nella piccola cala dove Scilla era abituata a prendere, diciamo, a prendere il bagno. E in questa piccola cala sparge i suoi veleni in modo che la povera Scilla sarebbe diventata un mostro. E infatti, la mattina dopo, quando lei si immerge, improvvisamente capisce, non ha più le gambe, sente, vede attorno alla sua cintura dei cani latranti, è diventata il mostro che terrorizzava i naviganti perché assieme a Cariddi, che era un gorgo, faceva sì che il passaggio per lo stretto di Messina fosse un'ecatombe. L'altra storia è ancora più tenera, secondo me, questa è una storia cattiva, crudele. E qui invece c'è ancora di nuovo una sensibilità femminile, una dolcezza. Circe passeggia per un bosco alla ricerca delle sue solite erbe, quando arriva con un gruppo di cacciatori il re Pico. Pico era il re di Laurento e si era appena sposato con la bellissima Canente, di cui era innamoratissimo. Era un ragazzo bellissimo, lei lo vede e lo vuole. Allora cosa fa? Fa in modo con le sue arti magiche di isolarlo dal gruppo, diciamo, e quando lui è solo in una radura senza i compagni, lei si manifesta e gli si propone. Quindi l'aspetto, diciamo, della sessualità c'è sempre, anche se è una sessualità rifiutata, perché lui le risponde che assolutamente non ci pensa neanche, che è innamorato di sua moglie Canente, e lei si arrabbia, a questo punto punisce lui, e lo punisce come? Gli getta addosso diciamo, delle polveri magiche che teneva in un piccolo sacchetto attaccato alla vita, e lui in quel momento capisce che è una donna pericolosa e comincia a scappare. E scappa e si accorge di essere velocissimo, tanto da librarsi in volo. Infatti Pico, il re Pico, è diventato il picchio che eternamente nei boschi batte con il suo becco contro le scorze degli alberi per scaricare la sua rabbia di essere stato trasformato e privato del futuro che gli aspettava. Ma non è finita. Non è finita perché gli altri cacciatori vanno alla ricerca del loro re e entrano in questo bosco e incontrano questa donna bellissima, ovviamente, perché lei è e resta bellissima in tutti i racconti che ci vengono fatti, e cercano diciamo, la circondano e capiscono che è stata lei, che ha fatto qualche cosa, ma non hanno capito che la sua magia era talmente potente che li avrebbe appunto trasformati. Infatti gli alberi si contorgono, il terreno stilla sangue, i cani fuggono impauriti, mentre il bosco si trasforma in un luogo infernale, brulicante di neri serpenti che strisciano fra i cespugli, mentre impalpabili ordini circondano il gruppo. A quel punto gli infelici conobbero la vendetta della maga e i loro corpi perdettero ogni forma umana, trasformandosi in lupi ululanti, irsuti cinghiali, giganteschi orsi, e poi faune, martore, donnole, lepri e rettili velenosi. E ancora non è finita. E l'ultima, a parte la morte di Canente, la quale disperata, diciamo, continua a cercarlo finché di lei non rimane che la voce e il corpo esangue svanì nell'aria leggera, dice Ovidio. A me ha colpito molto invece quello che succede nel palazzo di Circe. Nel palazzo di Circe, e ce lo racconta uno dei greci, per bocca di Ovidio ovviamente, c'è all'ingresso una statua di un giovane che ha le fattezze di Pico, perché lei si era veramente innamorata di Pico.
questa statua era identica nei tratti e nell'abbigliamento all'uomo che l'aveva rifiutata, e lei tutte le sere la ornava con serti di fiore e continuava ad amare il bel Pico. Quindi una donna rifiutata, infelice in amore, incapace di, diciamo, di crearsi una vita sentimentale autonoma. Quindi la Circe uguale sesso nel mondo greco, la Circe uguale amore rifiutato nel mondo romano. Va detto che anche l'aspetto seduttivo nel mondo romano non è del tutto trascurato. Orazio la chiama Domina Meretrix, e quindi l'aspetto della corruzione di coloro che le si avvicinano rimane. E poi verso la fine della letteratura classica abbiamo Servio che sostiene che con la sua libidine trascina gli uomini dalla vita umana a quella animalesca, e poi abbiamo i padri della Chiesa che ovviamente quelli ci mettono del loro e proprio elevano a sistema questa contrapposizione fra lei che è sessualità, crudeltà, astuzia, eccetera, e Ulisse che in realtà è l'uomo della Metis, quindi anche lui sarebbe l'uomo della Metis, ma i padri della Chiesa gli attribuiscono invece il logos e la capacità di dominare i propri sentimenti, l'uomo che resiste a ogni tentazione, quindi questa contrapposizione, ed è questa Circe che passa poi nel mondo medievale ed è la progenitrice delle fattucchiere che poi saranno mandate al rogo nel Medioevo senza pietà e senza giusto processo. Quindi in realtà alla prima domanda credo che abbiamo risposto, ma resta aperta la seconda domanda, questa è la domanda che appunto nasce soprattutto dalla Circe romana, perché è costretta a vivere una vita senza amore? E qui dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo fare un passo indietro e capire che lei paga un prezzo di una colpa non sua. Lei e tutte le donne della stirpe del Sole. Perché? Cosa è successo? Allora, anche questo è un episodio molto interessante che appartiene alla tradizione omerica e poi è stato rivisto anche da Ovidio. Allora, qui ho messo nella slide, ho messo la dinastia del Sole. Sole Perseide, i tre figli Circe, Pasifae e Aietes, le figlie di Pasifae, Fedra e Arianna e la figlia di Aietes, Medea. Quindi queste 5 donne, lasciate stare l'uomo perché lui naturalmente si salva sempre, queste 5 donne sono condannate ad amori infelici. Ma perché? Allora, ricordate che nel canto ottavo dell'Odissea Odisseo arriva da Alcino. Odisseo arriva da Alcino e nel palazzo di Alcino viene ricevuto con tutti gli onori, e in ogni banchetto che si rispetti nel mondo antico ci doveva essere l'Aedo che cantava le imprese degli dei e degli eroi. E l'Aedo Demodoco intona un canto in cui narra gli amori di Ares e Afrodite. E questi amori di Ares e Afrodite li racconta con dovizia di particolari e sono veramente una delle storie più boccaccesche che la letteratura antica ci abbia tramandato. Afrodite non era un campione di virtù e di moralità, perché gli amanti di Afrodite non si contano. Però questa avventura che lei ha con Ares è un'avventura che il marito non le può perdonare. Perché? Un po' perché Ares è il più bello degli dei greci, mentre Efesto, il marito, era zoppo e non brillava per avvenenza, quindi c'era forse un po' di invidia. Ma soprattutto perché Afrodite fa una cosa che non si può fare, si unisce ad Ares nel talamo nuziale, cioè nel letto coniugale, e questo Efesto non lo può fare. Ma chi è che dice a Efesto, che va a raccontare a Efesto dell'avventura, di questa avventura di sua moglie? È il Sole. È il Sole che tutto vede, che vede i due amanti appunto nel letto coniugale e lo racconta al marito. Il marito organizza, lo sapete, diciamo, una vendetta molto raffinata.
una vendetta molto raffinata perché crea, essendo il più abile fabbro dell'antichità, crea una rete sottilissima, la appende sopra il letto in modo che quando i due amanti si coricano, la rete li imprigiona, ed è una rete sottilissima ma infrangibile, e restano prigionieri. A quel punto, e questo è sempre il racconto di Demodoco, dopo Ovidio ci mette del suo, ma poi ci torniamo. A quel punto cosa fa Efesto? Chiama a raccolta tutti gli dei, non le dee perché non dovevano vedere questa scena, tutti gli dei, e iniziano motteggi, battute salaci, eccetera, vedendo la più bella delle dee desiderata da tutti, appunto giacersi nel talamo imprigionata da questa rete, e Efesto voleva lasciarli là per sempre, poi invece si impietosisce, li libera, ma Afrodite, andandosene, lancia sul Sole e sulla sua discendenza una maledizione che avrebbe condannato tutte le donne della sua famiglia, e prima di tutto il Sole, ma anche tutte le donne della sua famiglia, ad avere amori infelici. E quindi, per colpa della maledizione di Afrodite, la luminosa figlia del Sole, esperta in arti magiche, visse solo amori infelici. E con questo io ho finito e aspetto le vostre domande, i vostri chiarimenti. Grazie.